Luigi Russolo, enogastronomo, Sapori d'Italia, cucina gourmet. Buongiorno Luigi. Buon pomeriggio a voi e tutti i vostri ascoltatori. Per me è un piacere intervistare un giornalista di fama internazionale e vorrei, in un contesto di interviste che stiamo facendo in questo periodo, come Veneto Globe Voci da, cioè voci dal territorio, per sentire le varie realtà in un momento, varie realtà produttive, di professionali in un momento così difficile come quello che stiamo vivendo a causa della pandemia dovuta al coronavirus. Naturalmente vorrei sentire un po' il suo parere, ecco. Il mio parere non dico che sia tragico, però essendo io anche una persona mai abituata a stare ferma, trovarmi bloccato per oltre un mese così a guardare fuori dal davanzale e dialogare con pochi, a parte adesso questi strumenti web e dintorni, non è tanto semplice, perché io prediligo, spero come tanti, il rapporto one to one, quindi il dialogo. Certo, ma d'altronde noi che lavoriamo sia come professionista, lei, sia io, così anche per passatempo, certo, nella comunicazione, abbiamo la tendenza ad essere vis-à-vis, cioè a parlarci, a discutere, certo, a ragionare, a fare sintesi di quello che diciamo di persona. Questo mezzo è straordinario perché ci permette di parlare da lontano in momenti come questo e perciò dobbiamo adattarci anche alle nuove tecnologie. Anche assolutamente in futuro, sì. Assolutamente sì. Quindi se non si riesce a essere tra il pubblico, come diceva un grande stamattina il mitico Francesco di Roma, dobbiamo coinvolgersi a tu per tu, a dialogare, avere chiamate. Tante volte magari ti trovi con ricevere delle chiamate con gente giù di morale più di te, quindi aprire dialoghi a 360 gradi è una cosa molto bella, non parlare solo di cibo, perché io penso che in questo periodo ci vorrebbe più il cibo per la mente e per l'anima che proprio per il fisico. Sì, questa è una considerazione filosofica che mi sta bene, e è vero, perché altrimenti con tutta la gente che va fuori di testa senza rendersene conto, chiusa dietro a delle finestre, indubbiamente c'è il pericolo dell'assenza di quello che stai dicendo, sì. Esatto. No, c'è molta gente che si sente sola anche perché riceve notizie a volte fasulle, gente che parla senza ascoltare e parla più che parlare, no? Quindi magari anche i nostri media, non so voi ed altri, però sono pochi che hanno il sorriso, che raccontano, eccetera, dicono solo stiamo vicini, eccetera, ma è una frase fatta. Invece il sorridere, vedo poca gente che sorride, poca gente che dice sorridiamo, guardiamo i fiori, guardiamo la primavera, speriamo in una nuova primavera. Invece qui siamo tutti tristi, no? Già tristi di nostro perché siamo un po' segregati. Già la televisione, parliamo sempre, le grandi TV che ci raccontano solo ciò che vogliono loro, quindi speranza quasi zero. Allora dico, io capisco tanti morti che se poi andiamo a vedere, abbiamo più morti vivi che vivi morti, insomma. Questo era secondo il mio punto di vista. Allora proviamo a fare io e te un'analisi di quello che è successo e vediamo se ci possiamo dare delle risposte oggettive ed obiettive. Il coronavirus, io devo essere un po' provocatorio anche perché tu possa rispondermi con sincerità. A domanda rispondo. Il coronavirus, dalle ultime notizie, sembra del coronavirus si abbia notizia già, almeno le alte sfere abbiano notizia già dalla metà di dicembre. Questo ti risulta? Sì, ma sono tanti che si raccontano, ma prove concrete non ne abbiamo, no? Un giorno diamo ragione a rossi, un giorno a bianchi, un giorno eccetera. Invece
quando li sento parlare dico sarebbe meglio prendere un Martini e Rossi più che per dare un po' di piacevolezza al palato, perché altrimenti abbiamo solo parole negative, non c'è anche i nostri politici, ce ne sono pochi che raccontano, che sorridono, eccetera. Loro basta litigare per vedere con incassare dovremmo partire, ma cosa partiamo se non sappiamo dove siamo e dove vogliamo andare? Ecco, appunto, ma io vorrei lasciare a parte la politica, proprio perché sì. se dovessimo andare a dire di chi è la colpa, chi è più bravo o chi è meno bravo, in questi momenti è meglio non parlarne. Assolutamente. Ma l'analisi che voglio fare con te è proprio un'analisi dal metà dicembre, da quello che sono le prime notizie che ci sono venute a conoscenza, ad oggi. Allora, noi abbiamo avuto i primi sentori a metà gennaio, giusto? Certo. Più o meno. Da metà gennaio però non ci siamo mossi perché abbiamo saputo che probabilmente un virus partito dal pipistrello tale mangiato dal cinese ha infettato il cinese e poi il cinese ha infettato gli altri. Poi questa era la prima ipotesi. Te le dico tutte così poi mi rispondi. Prego, tranquillo. In merito a tutte, no? La seconda ipotesi poteva essere che qualcuno da qualche laboratorio ha manipolato un virus e questo virus è diventato cattivo per la manipolazione. Abbiamo fatto una terza ipotesi, che è quella che esce anche in questi giorni con delle notizie, ma si sa che questo era già in partenza, poi è accelerato, il 5G. Allora, anche il 5G dicono che potrebbe essere uno degli elementi di pericolosità, comunque di enfatizzazione di questo virus, l'hanno reso ancora più pericoloso. Tu cosa pensi di queste tre opinioni, di queste tre ipotesi? Io propendo più per l'ultima, che visto che ci sono in mezzo solo affari, perché secondo me il pipistrello, che poteva essere una delle cose, mi sembra che i nostri politici, quelli che ci comandano o che ci governano, sono dei pipistrelli che girano di giorno, quando invece il vero pipistrello ha il coraggio di viaggiare di notte, ci vede meglio, è più silenzioso, sente più rumori. Noi abbiamo avuto i nostri pipistrelli, chiamiamoli così, i nostri gufi o i nostri raccoglitori, che non sono stati chiari, ci hanno sempre tenuto in ballo dire è colpa di Tizio, di Caio, di Sempronio, perché anche loro barcamenavano nel nulla. Questo è stato, secondo me, una delle pecche, perché l'italiano, parliamo sempre di un italiano medio, non parliamo né dei primi né degli ultimi della classe, se per caso esistono, non sono stati chiari a fermarsi in una o due ipotesi, no? 3 al massimo, e dire signore, guarda, noi dobbiamo aggiornarsi, agire così, eccetera, perché non sappiamo ancora di che morte dobbiamo morire oppure che strada ancora prendere. Questo secondo me è stato uno delle peggior cose, cioè non eravamo preparati, oppure ha fatto comodo qualcuno non prepararci e non mandare in subbuglio, perché c'è della gente che fa di tutti i colori, che va in esterismo, cioè che uno si ammala solo a pensarci a quello che sta avvenendo, poi quando nasce l'isteria non si sa dove va a finire, no? Io sono convinto che ancora non si sa niente, cioè che non ci siano delle certezze su da dove arriva, dove andrà e come muoverci in futuro. Si va brancolando nel buio. È vera, ma infatti una delle tante cose, tanto per si dire, che la colpa era il 5G perché ci facevano stare a casa, eccetera, perché avevano paura che dovevano tagliare gli alberi, non volevano far vedere per gli alberi, non dovevano per gli animali, non dovevano questo. Ultimamente mi sono accorto che anche nelle televisioni sono più bravi a fare la pubblicità nel mangiare, nel dialogare con gli animali a quattro zampe che con noi animali a due, perché con una carezza l'animale a quattro zampe a volte si accontenta di una coccola, ma noi che siamo poco restii a donarle e a ricevere le coccole ci siamo trovati in imbarazzo, perché non dialogando, non avendo l'opportunità di
di dare qualche colpo, di ricevere, ci siamo trovati spiazzati. È vero, ci siamo trovati un po' sbilanciati e non sappiamo neanche noi come comportarci, ma poche indicazioni ci vengono date appunto da chi di dovere, e perciò assistiamo alla caccia all'untore in spiaggia che ci fa 100 metri col cane e lo andiamo a beccare con l'elicottero, e assistiamo a quello che succede dove ci sono delle invasioni, diciamo delle occupazioni di stabili dove trovano 140 persone con 100 infettati e non sanno neanche come risolvere il problema. Esatto, ma poi mi viene da ridere per non piangere, a pensare anche a tutti questi poveretti di anziani che sono dentro su queste case, chiamiamole così, di riposo, che si sono rivelate bordelli in quasi dappertutto. Quello che abbiamo visitato, speriamo, e pace l'anima sua, che almeno lì si presumeva, visto che c'è un dottore, che c'è qualcuno, che almeno, dico, i vecchietti potevano essere un po' più salvaguardati. Invece la salvaguardia non si sa da che parte passa, perché prima facciamo una cosa, dopo facciamo un'altra, dopo gelosie perché abbiamo aperto alla fiera di Bergamo, allora apriamo la fiera di Milano, allora adesso facciamo la fiera dell'ospitalità, nelle fiere l'ospitalità. Ma queste cose, se tu sei un governo decente, dovevi sapere di aggiornarti di prima. Non mettiamo la gente sugli ospizi perché dove c'è del vecchio c'è comunque del vecchio, naftalina ne abbiamo poca. Si sono accorti ultimamente che dobbiamo lavarci molto le mani, ma se prima di tutto ci lavassimo il viso e un po' a mente fredda, si poteva fare qualche cosa in più, secondo me. Intanto io non riesco a capire la definizione anziano come possa essere interpretata. Cioè, esatto. L'anziano chi è? L'anziano è quello di 60 anni che può lavorare ancora per tanto tempo perché non può andare in pensione. Però l'anziano oggi diventa pericoloso anche quello di 60 anni e è definito anziano perché è uno che può attaccarti il virus. Ma chi l'ha detto che il virus cerca l'età? Il problema è che non si sa, perché se si sapesse a chi attacca, adesso dicono no, attaccano i giovani, i ragazzini perché non c'è. L'altro giorno non attaccavano quelli di 18 anni perché per qua state attenti a voi e quelli da 70 anni in su. Allora io che ne ho 71 posso anche prendere più paura degli altri. Allora dico, porco cane, fino a ieri mi sono barcamenato bene, adesso come la mettiamo? Allora devi stare attento a Tizio, a Caio, a Sempronio. Allora se per caso noi ragazzi di ieri ci troviamo in certe situazioni, dobbiamo pensare 3 volte invece che una. Fino agli anni 70, 80, forse anche 90, sì. L'età media dell'uomo era intorno ai 70 anni, 65 certo. anni. Mi ricordo io che quando ero giovane mio nonno aveva 70 anni, mi sembrava che ne avesse 200. Io invece a 70 anni mi sento ancora un masturbino perché ho ancora voglia di fare, di dialogare, stare in mezzo alla gente, vivere, no? Quindi... E pertanto, naturalmente in quel periodo là, l'anziano poteva avere delle patologie diverse perché aveva gli acciacchi. Adesso quelle patologie magari vengono un po' più tardi perché ci si cura in maniera diversa. Allora è chiaro che se uno ha delle patologie e vanno a sommarsi una all'altra, diventa sempre più pericoloso, che sia anziano o che non sia anziano, a questo punto anche a una aggressività data da un virus come questo che è aggressivo. Guarda, sono pienamente d'accordo perché io ho perso qualche amico e anche qualche parente, no? Allora con altre malattie, anche loro sono passati, una delle tante cose che non mi piaceva di dare i numeri, quanti morti, quanti vivi, quanti qua, quanti là. E anche lì nella zona, prendiamo senza andare lontano, Conegliano, Oderzo, Treviso, chiamiamolo il nostro triangolo delle Bermude, sono morti delle persone con altri mali, ma avevano detto addirittura che erano tutti col coronavirus, quindi dai paura alla paura, invece di dire sono morti per morte naturale, sono morti per disgrazia, per un male X, eccetera, invece hanno fatto tutto una grande zuppa, che è brutto perché se noi andiamo a guardare specialmente oggi, tra i morti dell'anno scorso e quest'anno ne sono morti un 20% in meno.
Allora, come mai tutti sti morti, sti camion, sti questo e quell'altro, e adesso all'improvviso ci troviamo, dopo un mese, 2 di clausura, ci troviamo, però guarda, siamo morti un 20% meno dell'anno scorso. Allora non l'ho capita questa rotonda sul mare. Allora, io così a me viene in mente un'analisi fatta da un amico proprio sulle case di riposo, sugli anziani. Certo. E mi diceva, e questo va a confermare quello che abbiamo poi analizzato prima io e te, mi diceva che già dal 15, a metà di dicembre, si sapeva di questo arrivo di questa pandemia e è stata tenuta nascosta. Quando è stata poi evidenziata a metà gennaio, è chiaro, essendo chiaro che l'elemento più in pericolo per un virus aggressivo è colui che ha, non diciamo più anziano, ma diciamo colui che ha più patologie, no? Sì, sì. Accumulate magari anche con l'età, era più in pericolo. A quel punto le case di riposo si sono anche premunite e hanno chiesto mascherine, tutti quegli elementi che potevano essere d'aiuto come si dice, all'affrontare questo problema. Non sono arrivati, non sono arrivate le mascherine, non è arrivato niente. Quando si sono resi conto che c'era un aumento dei decessi e era dovuto a questo virus che era aggressivo, un pochino più di un'influenza normale, e era più aggressivo negli elementi che avevano più patologie, e lì a quel punto hanno incominciato e stanno arrivando adesso a dividere quelli che sono i contagiati da quelli che non sono contagiati, però siamo arrivati in ritardo. Difatti nelle case di riposo ha fatto veramente, se andiamo a analizzare le case di riposo, lì hanno fatto delle stragi proprio per quell'elemento, e voglio insistere su questo, non perché ci sono gli anziani, ma ci sono le persone, perché non vorrei che l'anziano è discriminante, ci sono le persone che hanno più patologie e sono più a rischio dall'aggressività del virus. Sì, ma certo, poi essendo che noi italiani siamo i primi in molte cose, no? Senza parlare mai di politica, mi viene da morire da ridere se siamo i re delle mascherine, bastava andare a Venezia, tanto per sorridere, mettevamo sulle mascherine di Venezia, tanto per sorridere, finché tutti i nostri stabilimenti che sono in crisi, i nostri malefici, la nostra seta, le grandi cartolibrerie, le grandi cartiere potevano fare provvisoriamente delle tonnellate di mascherine, che se adesso noi andiamo a vedere non sappiamo ancora che tipo di mascherina mettere su. Allora dico veramente che siamo a Venezia. Allora uno dice non mettere su quelle orizzontali a frecce perché è solo per te, tu mettimi sull'altra quelle della 3M perché sono per me. Allora ci vorrebbe una mascherina minimo al giorno, e allora uno deve andare via con la valigetta a 12 ore piena di mascherine. Cioè, anche lì è una pagliacciata tremenda, secondo me. E io ho un amico a Bassano che fa mascherine per Venezia, quelle in ceramica, forse sono ancora le più utili, perché se mettiamo la ceramica davanti... Mettevi dentro della gomma piuma, come fanno gli altri con le visiere, eccetera, oppure finché non eravamo bravi, invece di fare tanti drammi, si diceva, signori, tutti con la sciarpa su, cioè tanto non era né caldo né freddo, perché non abbiamo messo le sciarpe? Avevamo paura a fare pubblicità a Giorgio Armani? Intanto metti sulla sciarpa perché la sciarpa ti copre qualche cosa, se ce l'hai di seta, se l'hai di lana, meglio di lana perché così traspira meglio. Ma non c'è stata data nessuna, mi sembrava eravamo arrivati dei mohicani, tutti volevano far tutto, nessuno ha fatto niente, perché per i primi 10 giorni finché non arrivavano le mascherine si poteva mettere sulle sciarpe. Certo. Stiamo arrivando verso la fine di questa gradevole intervista o dialogo con te o chiacchierata con te, e vorrei però finirla con la tua passione, la tua professione, che è quella della tavola e quella del vino. Guarda, il lifestyle territoriale che è fondamentale, perché per esempio io osservo così tanto perché tutte le cose mi
mi vado a ricercare tutti i telegiornali e le news di tutto il giorno, tanto per comparare, che poi gira e rigira sono tutte uguali. Allora tutti piangono perché nessuno lavora, dalla Fiat al cibo, al prodotto, al vino, eccetera. Ma se io spero che con questo, invece di essere un po', chiamiamoli così, la famosa globalità, dovremmo tornare, diciamo, come una volta. Noi ragazzi di ieri, prima mangiamo quello del nostro orto, poi se possiamo lo condividiamo con gli altri, e la stessa cosa andremo a scoprire delle grandi bottiglie di vino che non serve che arrivino dalla Francia, con tutto il rispetto della Francia, ma che sono tra di noi, e magari il vino ci permette anche il dialogo, ci permette un cin cin, ci permette un salute. Andremo a mangiare, quest'anno non abbiamo sentito parlare di radicchio, non abbiamo sentito parlare del radicchio di Treviso, oppure del cavolo di Vicenza, oppure di qualsiasi altra cosa. Non abbiamo mai parlato di mangiare, no? Abbiamo sempre parlato di grandi chef e grandi qua. Adesso mi viene da ridere, perché diceva proprio un mio amico, uno dei grandi stellati, che dopo questo coronavirus qualche grande chef dovrà rimettersi in gioco, no? Perché abbiamo fatto troppe trasmissioni sul cibo, banalizzandole, non riuscendo a far capire all'uomo che se per caso mangiamo le uova dobbiamo conoscere la gallina, invece non la conosciamo. Allora il piatto arzigogolato è quello che va di più? Sì, che andava di più. Adesso l'arzigogolato penso che non ha più senso, perché dovremmo tornare al dialogo. Io ho visto e ho mandato amici delle meravigliose frittate con gli asparagi, delle meravigliose frittate con i bruscandoli, oppure con i scioppetti. Allora, quindi queste cose, non tanto perché siano una cosa più che biologica, ma è una cosa del nostro terreno, quindi ci permette di guardarci attorno, che fino a ieri eravamo così veloci che non ci siamo mai accorti che avevamo alla nostra destra o alla nostra sinistra, eravamo andati troppo veloci su tutto, ci siamo dimenticati il prego, il grazie, il buon gusto. Allora finiamo con radici e fasioi, radici del Treviso e fasioi della Mon? Ah, sicuramente sì, perché no? Adesso poi hai una varietà di erbe, eccetera, dal tarassaco a quello che vuoi, che secondo me intanto ci fa bene, ci depura, ma fra poco ci racconteranno che le piogge che vengono dalla Russia o che vengono dall'Afghanistan magari sciupano anche il nostro tarassaco o i nostri gelati, quindi dobbiamo stare attenti a tutto ormai. Bene, allora Luigi, io ti ringrazio dell'opportunità che mi hai dato. Magari appena possiamo muoverci ci possiamo anche trovare. A me piace parlare di cucina, a me piace la tavola, e a me piace anche un buon bicchiere di prosecco. Allora finiamo con la positività, dicendo alla gente di tenere sul morale. Certo, noi abbiamo un grande prosecco che anche si può bere anche da soli, perché al tintillare delle bollicine in gola ti fa mandar via tutte le tristezze quotidiane, no? Quindi un calice 2 di vino possiamo berlo volentieri, anche 3, non fa male e ci rende meno soli, ci fa sorridere. Luigi, io ti ringrazio, scusami, ma purtroppo questo è il bello della diretta, arrivano anche le telefonate. Ti ringrazio, ti do un abbraccio e ci risentiamo presto. Grazie a te, un saluto anche a tutti i vostri ascoltatori e in bocca al lupo. Grazie, arrivederci.